Un salve a tutti gli amici di mattoscacco.com. Oggi andiamo ad analizzare un'apertura che si vede poco giocare, ma che è molto utile secondo me, soprattutto nel gioco lampo. Questa apertura è valida solo per i giocatori che utilizzano l'apertura E2 e 4 e questa può essere effettuata solo se l'avversario risponde con E5. Si tratta del gambetto danese che molti probabilmente lo conoscono come gambetto del centro e si tratta di dare al nero momentaneamente del materiale per ricevere poi, per riuscire poi ad avere un attacco veramente fortissimo. Molti adesso continuerebbero con cavallo F3, poi alfiere C4, B5, eccetera. Questo gambetto invece funziona diversamente. Appunto, il gambetto è un sacrificio momentaneo, solitamente di pedone, che il bianco, e solitamente questi gambetti vengono effettuati dal bianco dato che ha una mossa in più e quindi può permettersi di perdere qualche pedone, hanno appunto lo scopo di creare sin da subito scompiglio nella difesa del nero e creare un vantaggio di sviluppo per il bianco. Infatti abbiamo visto E4, E5, D4 e per D4. Ora catturare con la regina sarebbe una cosa stupida, dato che poi il nero potrebbe giocare cavallo C6 e potrebbe ribaltare, diciamo, le sorti. La regina all'inizio del gioco va tenuta il più possibile ferma. C3. Ovviamente, se noi fossimo il nero, che cosa giocheremmo? Giocheremmo questa cattura. Ok, ora si può proseguire con cavallo per C3. E che cosa abbiamo guadagnato? Nulla, abbiamo solo perso un pedone. Tuttavia, il gambetto non continua così. Continua in questo modo, alfiere C4. Ti chiederai quanti cavoli di pedoni bisogna perdere. Bisogna perdere ancora un pedone con pedone per B2 e ora alfiere per B2. Soffermiamoci un attimo ad analizzare questa importante posizione. Notiamo che il nero non ha alcun pezzo sviluppato, mentre il bianco, in cambio di due pedoni persi, ha già due alfieri sviluppati. Ma non sono stati sviluppati a caso questi alfieri, sono sviluppati su punti critici come il punto F7 e G7. Praticamente il nero non può spostare l'alfiere, altrimenti il nostro alfiere andrà a attaccare G7 perdendo poi la torre. Ci può essere sempre un probabile sacrificio di alfiere in F7. La nostra donna può andare in F3 o in H5 cercando di dare il matto del barbiere. Oppure vediamo anche diversamente come si può fare. Per esempio, alfiere B4. Praticamente l'alfiere B4 ha lo scopo di far difendere il re. Il re come si può difendere? Ovviamente non mettendo davanti la regina, ma mettendo davanti il cavallo. Mettendo davanti il cavallo, il punto G7 è difeso. Certamente il cavallo poteva essere messo anche in D2, solo che dopo vediamo qual è lo sconveniente di mettere il cavallo in D2. Quindi cavallo in C3. Quindi l'alfiere non punta più su G7, sembra quasi che il nero abbia comunque trovato la soluzione e ora pedone D6. Pedone D6 cercando anche di sviluppare l'altro alfiere, quindi l'alfiere campochiaro e con donna B3 le cose cambiano. Ora la donna in B3 attacca sia l'alfiere in B4 ma sia il punto F7 creando una batteria di alfiere e donna.
Ovviamente l'unico modo ora è quello di scambiare e scambiare. L'attacco su F7 c'è sempre, ma ora di nuovo c'è anche l'attacco su G7. Quindi è una posizione che sconsiglio veramente di arrivare a raggiungere per il nero, perché per esempio una delle possibili difese può essere quella di giocare cavallo F6, ma segue poi alfiere F7, re F8 e poi la partita con continuare in diversi modi, per esempio anche con E5. Ovviamente una cattura non è proprio una mossa consigliata, perché dopo alfiere B4 l'unico modo per salvare il re è quello di interporre davanti la regina. E il bianco in grande vantaggio. Torniamo invece indietro di qualche mossa e proviamo a vedere come poteva invece giocare il nero. Cavallo B2 ovviamente non è una mossa buona, perché? Perché se noi giochiamo cavallo D2, D6, donna B3 e con la cattura del cavallo siamo costretti a muovere il re. Quindi il re poi tra l'altro si trova su un attacco a raggi X con la donna, quindi è meglio cavallo in C3. Come quindi può giocare il nero per riuscire a liberarsi da questo attacco? L'unico modo è quello di ridare subito i pedoni che si è preso senza avarizia, altrimenti poi, come hai visto, rischia di perdere tutto il vantaggio ma anche la partita. D5 per esempio è una buona mossa, con alfiere per D5, ora anche va bene anche alfiere B4, però solo ora cavallo C3, per esempio anche alfiere C3 o donna E7. Ora non ci sono gravi rischi per il nero, cavallo C6, eccetera. Un'altra variante invece non buona per il nero, torniamo indietro, allora alfiere B7, alfiere B4 scacco, cavallo C3, D6, donna B3, alfiere mangia e ora per esempio donna G5. La donna G5 ha il compito di proteggere G7, ma anche allo stesso tempo di attaccare in G2 e impedisce ovviamente l'arrocco lungo. Questa mossa però neanche questa è molto valida, perché comunque segue alfiere per F7, il re si sposta, per esempio cavallo F3, la donna è costretta a spostarsi. Se la donna va a catturare, seguono altre complicazioni, per esempio torre G1, e se la donna va a catturare il cavallo con alfiere G7 seguono veramente mosse poco piacevoli da parte del nero, per esempio donna per F3 e il nero perde la donna.